La produzione artistica di Johannes Vermeer conta poche decine di dipinti, tutti di altissimo livello tecnico. Si tratta quasi sempre di interni domestici con uomini e donne impegnati in attività quotidiane e pochi paesaggi. Nel Seicento ci fu una larga diffusione di dipinti di piccole dimensioni, adatti ad adornare le pareti delle case dei borghesi. Ai soggetti religiosi si preferirono scene di vita quotidiana, paesaggi, ritratti, spesso realizzati in supporti di piccole dimensioni. In questo periodo si diffuse il collezionismo. Gli interni di Vermeer sono silenziosi, intimi, tranquilli, una tranquillità cercata e preservata in immagini che ritraggono uomini e donne bloccati nel tempo e delineati da una luce soffusa che sembra voler creare a tutti i costi un'atmosfera intimista. Il dipinto La lattaia ritrae una donna che versa del latte all'interno di una ciotola, un gesto quotidiano, semplice, anonimo. Ci sono pochi oggetti sul mobile, una cesta con del pane, un panno, un contenitore dal caldo colore, ancora pane ma spezzato. Sulle pareti spoglie si possono osservare i segni del tempo evidenti attraverso le crepe e poi macchie, un chiodo dove non è attaccato nulla, l'intonaco staccato nella parte umida che dà verso la finestra. L'artista non tralascia di raccontare nemmeno l'apparente dettaglio del vetro rotto alla finestra. Nella prima versione del dipinto, sulla parete di sfondo, Vermeer aveva inserito una cartina geografica, forse la stessa presente nel quadro Giovane donna con una brocca d'acqua. La cartina fu successivamente eliminata, forse per non rischiare di rendere i due dipinti troppo simili. Non si hanno informazioni sul significato del quadro e quindi si può lavorare di fantasia e fare valutazioni sulla base dei dati osservati. Attorno alla figura di Vermeer si è creato nei secoli un velo di mistero, proprio per la mancanza di notizie certe. La lattaia ha una composizione scenica precisa e misurata dove domina la luce, con la figura della donna massiccia e delicata allo stesso tempo. Forse è una domestica. Un'immagine fissata nel tempo in un'opera che rapisce per la semplicità e l'intimità che comunica.